Giornate fai di primavera, giornate di rinascita anche a Bassano, un fine settimana da tutto esaurito con oltre 1200 persone che hanno visitato uno dei tanti gioielli della città, lo storico e prestigioso Palazzo Sturm, a due passi dal Monumento Nazionale. Numeri al di là di ogni aspettativa, ci ha confessato la referente bassanese FAI Maria Rosa Zanotto, nonostante le restrizioni e le limitazioni dettate dall'emergenza Covid. E per la gente una vera e propria scoperta. Una sorpresa per tantissimi che sono venuti curiosi pensando di conoscere Palazzo Sturm, ma lo conoscevano come museo, ma non come palazzo, come storie di famiglie che hanno realizzato questa bellezza e che poi, in ultima il barone Sturm l'ha donata alla cittadinanza di Bassano, lungimirante, capendo già ai suoi anni che questo sarebbe diventato un bellissimo museo. I nostri ragazzi che erano volontari quest'anno erano preparatissimi, hanno dato l'anima veramente, assieme a loro Protezione Civile, Proloco e Croce Rossa, cioè eravamo contornati da gente pieni di buona volontà, tutti professionali, per cui dato anche un bel esempio. Il FAI è contento perché è stato il primo evento dal vivo, diciamo. Ora ci si prepara per il prossimo evento autunnale su cui Zanotto dà solo qualche indizio. Un'altra villa di Bassano che ha una bella storia che la gente non conosce e che attualmente ha un servizio molto particolare dedicato agli anziani, ma un certo tipo di anziani. Adesso non vi voglio svelare di più perché insomma, però sarà una bellissima giornata.